Dopo le 9.500 firme contrarie al centro commerciale, dopo quelle della Commissione regionale che ha vincolato come inedificabili i terreni destinati all'ipermercato perché situati di fronte al Castello del Cataio, per arrivare allo stop definitivo alla costruzione dell'edificio mancano le firme del sindaco di Due Carrare Davide Moro, dei componenti della Giunta e del Consiglio Comunale. Sono passate più di 2 settimane e la società Deda, che doveva costruire il centro acquisti, ha annunciato ricorso al TAR. Noi chiediamo al sindaco Moro di recepire con rapidità anche il vincolo della soprintendenza per mettere in sicurezza il territorio, anche perché, stante le dichiarazioni di Cetera che ha annunciato ricorso, è bene insomma che non lasciare la porta aperta a eventuali brutte sorprese, quindi è importantissimo agire adesso. Due Carrare deve farlo e presto, dice il comitato, per difendersi da possibili attacchi burocratici dei potentati economici e con l'aiuto dei comuni vicini. Così si mette in sicurezza finalmente il territorio. Abbiamo sentito Cetera annunciare ricorsi al TAR e per scongiurare sorprese dell'ultimo momento è bene che intanto il sindaco prosegua con rapidità il recepimento del vincolo. Carrare, Montegrotto Terme e Battaglia Terme. Un territorio dove, a detta dei costruttori, il centro commerciale avrebbe portato 1.000 posti di lavoro, più quelli dovuti alla costruzione dell'opera. Un'occasione persa, quindi? Ribadiamo, mantenuti 5.000 posti di lavoro. Se stiamo agli studi economici fatti dalla CGA di Mestre, che hanno dimostrato senza ombra di dubbio che per ogni posto costruito nella grande distribuzione se ne perdono da 4 a 6 nel territorio.